Questo progetto nasce dall'incontro tra due mondi, un mondo tecnico e un mondo produttivo da parte del COGEPA, Consorzio di Gestione Pesca, che nella qualità del suo presidente ha voluto intraprendere in un settore che da tempo era un settore che presentava delle lacune, nel senso che il pescato e la pesca in questi ultimi 20 anni hanno avuto una diminuzione continua, non solo come quantità ma anche come qualità. Sì, una decina d'anni fa diventai presidente del COGEPA, attuale Consorzio di Pesca Artigianale del Friuli Venezia Giulia, e ci interrogammo su cosa si poteva fare per migliorare la resa e le condizioni delle attività di pesca dei pescatori artigianali. Avevamo avuto delle esperienze in passato non gestite da noi, nelle quali avevano introdotto in mare queste infrastrutture. E si era visto, non dappertutto in modo omogeneo, ma si era visto che c'erano dei risultati molto buoni. Da lì ci venne l'idea di iniziare a conoscere questa prassi, questa attività di mettere infrastrutture e la loro funzione. Da lì partì tutto, iniziamo a conoscere Beltrami, il quale ce ne parlò un po', e secondo la conoscenza nostra del territorio e la sua delle infrastrutture decidemmo di iniziare questo progetto. I pescatori hanno potuto verificare sulla loro pelle che un progetto realizzato dalla regione Emilia-Romagna, dalla regione Friuli e dalla regione Veneto insieme, un progetto europeo che si chiama AdriBlue nel 2005, in cui sono state calate a mare questo tipo di strutture, hanno potuto notare come queste strutture hanno permesso di sviluppare catene trofiche stabili, voleva dire hanno ricreato queste catene alimentari, diventando non solo un semplice rifugio, ma attraverso un fenomeno tipico di queste strutture di upwelling, vuol dire che riescono a spostare verso l'alto una parte della corrente di fondo. Con questo piccolo fenomeno abbiamo visto che sostanze organiche che sono prodotte anche dall'effetto antropico che si viene ad avere, non utilizzabili se non da pochissime specie ittiche, e quindi è un alimento che rimane sul fondo e diventa un inquinante, mentre se questo viene trasportato verso l'alto attraverso la specie che ci possono essere tipo specie foraggio come le sardine, le acciughe, ma tante altre, che riescono quindi a utilizzare un composto che per l'ambiente è negativo, mentre per loro diventa un accrescimento del loro peso, quindi ho un aumento di biomassa. Trasportando questo carbonio in quantità continua in base alla corrente di fondo, riesco a produrre una quantità di pesce notevole che serve per attirare anche soprattutto dei predatori, che sono quelli che hanno un valore commerciale più alto. Abbiamo iniziato allora a quel punto a cercare le persone che facevano questa attività di mettere infrastrutture a mare, e con l'ausilio di persone che invece conoscono benissimo il nostro mare, come il dottor Claudio Franzi e Walter De Waldestein, con questo gruppo di persone abbiamo collaborato insieme a Beltrami affinché si riuscisse a individuare una zona e il tipo di infrastruttura da immettere per avere la massima resa rispetto alle caratteristiche della nostra costa. Queste strutture hanno questa caratteristica importante, tanto non sono strutture che sono realizzate col cemento sea friendly, quindi hanno un pH identico a quello del mare. In poche parole sono delle piastre ottagonali che vengono tra di loro imbullonate, dando vita a un tripode, sono 3, che fa una piccola piramide, oppure posso avere delle piramidi sempre superiori. Abbiamo realizzato e ho avuto il piacere di seguire progetti con 4 piani, quindi alte quasi 4 metri, con una base molto larga, e sono state messe qui in Veneto, esattamente nell'area del gasificatore di Porto Tolle. Abbiamo potuto notare, soprattutto dove il mare presenta una quantità di sospensione notevole, che l'attecchimento è immediato.
e abbiamo avuto dopo 100 giorni una copertura completa delle strutture. Quindi da cosa nasce l'intenzione e la voglia da parte del Consorzio Gestione Pesca di sviluppare questo nuovo approccio al settore? È quello che hanno potuto verificare durante delle pescate accanto alle strutture messe nel 2005, una cattura elevata di pesci molto importanti da un punto di vista economico. Le quantità che mi hanno dato non le racconto perché sono strabilianti, e quindi da questo è nato l'interesse a sviluppare. Sì, il termine UPI, l'acronimo UPI, sta a significare unità produttiva ittica. È stato attribuito questo termine a un'area attrezzata, un'area marina attrezzata con delle strutture artificiali sommerse, e che hanno lo scopo di incrementare quella che è la produttività, diciamo, di un'area, una determinata area marina, incrementare sia quindi il numero di specie ittiche e nello stesso tempo appunto aumentare la biodiversità di queste aree. Queste unità, queste UPI, sono state un po' ideate con lo scopo di favorire quella che è la pesca artigianale, quindi una pesca praticata con attrezzi fissi, reti da posta, trappole, nasse, attrezzi che permettono una pesca selettiva, non impattante anche sui fondali, e pertanto può essere sicuramente considerata sostenibile per l'ambiente marino. Sì, l'area individuata per condurre la sperimentazione è stata scelta in concertazione con gli operatori della piccola pesca, quindi con i pescatori, ed è situata tra la linea della condotta di scarico di Lignano Sabbiadoro e la foce del fiume Tagliamento. In realtà è stata richiesta una concessione di 800 ettari all'interno della quale verranno ubicate due UPI su due battimetrie diverse, una in una zona più profonda, attorno ai 12-13 metri, l'altra in una zona di una battimetria inferiore, attorno agli 8-9 metri, e questo anche per valutare quelle che potrebbero essere poi le differenze nel tempo di colonizzazione, di presenza ittica nelle diverse aree. Ecco. È un'area caratterizzata da fondali poco produttivi, sabbiosi, con presenza di fango, interessati spesso da apporti di sedimenti, essendo in prossimità della foce del fiume Tagliamento. E quindi attraverso la posa di queste strutture l'intenzione, l'obiettivo è anche quello di ricreare un tipo di fondali diverso con delle strutture solide che possano poi favorire anche la presenza di specie tipiche di fondali rocciosi. Attualmente le specie ittiche sono quelle tipiche di fondali sabbiosi, fangosi, quindi sogliole, mormore, triglie, oltre ad altre specie di molluschi e bivalvi, molluschi, cefalopodi e bivalvi. Ci aspettiamo poi un aumento di presenza di specie come possono essere le corvine, sparidi come i saraghi, magari qualche astice, specie anche di un certo pregio dal punto di vista commerciale, nonché anche naturalistico. Questa che stiamo intraprendendo adesso è una nuova fase dove il pescatore passa da, come definito dalla Corte dei Conti europea, predatore a gestore. Io sono sempre stato convinto, essendo un agronomo, che l'attività della pesca è un'attività prettamente agricola, con i suoi tempi, con i suoi momenti, dove la presenza, per esempio la crescita, la riproduzione, eccetera, non segue delle regole esatte, perché dipendono da fattori ambientali, come ad esempio la temperatura, il fotoperiodo,
E quindi arrivare un domani a poter avere delle aree in cui posso gestire la mia attività di pesca con pesche sostenibili e quindi nel totale rispetto dell'ambiente, posso arrivare a cogliere il momento migliore anche per catturare l'animale. Direi che questo rappresenta il primo anello, a mio avviso, di un modo nuovo e vero di gestire la pesca, e questo rappresenterà un importante fattore, a mio avviso, anche per la salute del mare, perché il pescatore che gestisce conosce, il pescatore che gestisce sa quello che avviene. Ci vorranno ancora alcuni anni attraverso l'aumento di questo tipo di interventi, con strutture anche diverse, ma sempre con la stessa ottica di lavoro, si potrà arrivare a decidere, a valutare attraverso anche strumenti informatici quando è il momento per pescare, che tipo di tecnico devo usare, come dovrò comportarmi per far sì che il mare sia sempre in ottima salute. Una cosa molto innovativa è che la gestione viene demandata al consorzio. La gestione significa gestire l'attività di pesca in modo da tutelare e preservare, a maggior ragione dopo l'inserimento di queste strutture, tutta la fauna e la flora che si trova in quella zona là. Questa è una cosa innovativa, è la prima volta che un consorzio di pescatori, per cui un numero di imprese molto alto, un'ottantina di imprese in Friuli Venezia Giulia, gestisce un'area non per produrre cozze o per produrre mitili, ma gestisce un'area semplicemente con la volontà di vedere i risultati di queste strutture e preservarne la capacità di creare continuamente nuovo prodotto ittico da pescare. Ecco, questo forse è il carattere più saliente di questo progetto, una cosa probabilmente più nuova e innovativa che porta con sé. Il mio ruolo è quello di eseguire il monitoraggio delle fasi prima e dopo la posa di queste strutture sommerse, queste techno-reef così chiamate, quindi di seguire prevalentemente quella che sarà l'evoluzione degli aspetti biologici della fauna ittica, della presenza ittica nell'area in oggetto. E pertanto verrà valutato attraverso il monitoraggio quello che sarà l'evoluzione del numero di specie e la quantità di specie anche ittiche presenti, sia come pesce, sia crostacei, sia molluschi. A contorno, un po' a completamento del monitoraggio, sono stati anche già misurati, verranno misurati anche in seguito quelli che sono i principali parametri idrologici, quindi temperatura, salinità, ossigeno, clorofilla, e in maniera poi da correlarle con quella che sarà la presenza ittica nell'ambito delle strutture della zona, insomma. Questo progetto nasce, è vero che nasce dalla volontà dei pescatori e dalla volontà di Confcooperative, in questo caso, che ha preso in mano il progetto, di svilupparlo, ma nasce anche dalla Regione, che ha scelto di utilizzare la Regione Friuli, Venezia Giulia, ha scelto di indirizzare una parte dei finanziamenti che erano previsti nei FEAMP nel settore della rinaturalizzazione e protezione della biodiversità. Era quindi, noi sappiamo che i fondi europei hanno diverse linee di intervento ed è la Regione, in collaborazione con le varie associazioni, a scegliere dove utilizzarle. E quindi diciamo che la lungimiranza della Regione Friuli Venezia Giulia, insieme con Confcooperative e i pescatori, in questo caso con il COGEPA, hanno deciso di
investire su questo settore una cifra importante per cercare di contrastare quello che era una continua perdita di biodiversità e cercare di far sì che il settore della pesca possa trarne dei benefici. Noi siamo legati a filo doppio a questa attività, cioè è difficile che si va via da fare il pescatore, ma per quello che insistiamo nel cercare, come questo progetto delle Trezze, di guardare oltre, di andare avanti con fiducia e nel sperare che ritorni ancora una serenità nel creare reddito, perché è questo di cui si sta parlando. Ecco perché questa infrastruttura, oltre a un discorso più tecnico e più biologico di ripopolamento di prodotto ittico, è anche un presidio in mare che si vuole sfruttare a 360 gradi, sia nell'ambito turistico che sportivo, di immersioni, di pesca, e acquisendo queste nuove attività abbiamo la necessità anche di rivolgersi ai giovani che subentrino con le loro capacità. Semplicemente parlare l'inglese, conoscere l'attività di cui stavo parlando prima, immersioni e pesca sportiva. Ecco che si inizia a fare diciamo un volano che migliorano le condizioni di pesca, ma anche portano il pescatore a guardare un po' più avanti ad altre attività per mantenere il reddito e rimanere sempre in questo contesto ambientale che è fantastico e non vogliamo lasciare.